3 punti,1 come promette la prima proiezione di Masia a Milano. Sono tanti o pochi? Buonasera intanto. Direi che è stato un risultato strepitoso. Noi siamo andati al di là delle più rosee aspettative. Sì, ci aspettavamo un bel risultato, ma se pensa che noi siamo l'unica lista a non aver presentato un candidato sindaco e addirittura siamo l'unica lista a non essere sulle schede elettorali, quindi direi che il risultato è stato veramente ottimo. Abbiamo saputo, anzi mi lasci ringraziare gli italiani perché abbiamo saputo essere dalla loro parte quando ci chiedevano di dare ragione a gente che ha ragione. Noi abbiamo saputo dare la voce a milioni di mogli, milioni di suocere deluse, abbiamo dato voce agli animalisti, noi abbiamo dato la voce anche ai cagacazzi, che è una categoria molto importante, quindi noi siamo veramente soddisfatti e abbiamo lavorato per una nuova Italia. Volevo chiedere anche a lei, che persona notoriamente disponibile, capita a questo tipo di collegamento sempre con Altavilla, con Milano e in questo caso con lei e prima con Parisi. Dobbiamo andare in pubblicità, è così gentile da restare lì? Se le altre trasmissioni però mi reclamano io non posso che dargli ragione. Benissimo, allora mettiamo 2 o 3 pubblicità così dall'altra parte ritarderanno ancora. No, scherzi a parte, ai nostri telespettatori invece attenzione che durante la pubblicità vedrete in sovraimpressione come prima l'evolvere delle proiezioni. A tra poco. Gente che ha ragione.